Covid, una guerra di trincea, di posizione, spostamenti tra regioni vietati fino al 27 di marzo, con deroga confermata per i piccoli comuni. Facoltà di far visita a parenti e amici in fascia gialla e arancione, divieto invece in zona rossa. Sono le principali misure approvate oggi dal governo, dove il ministro degli affari regionali, Maria Stella Gelmini, ha illustrato le proposte messe a punto dai governatori nel fine settimana, in occasione della conferenza Stato-Regioni, dove il Veneto ha presentato le sue richieste. Ho chiesto che il CTS venga rivisto, ma anche rafforzato, diciamo, questo nucleo nazionale di scienziati, perché a noi serve un punto di riferimento, che ci sia un tagliando rispetto all'approccio e ai parametri, visto considerato che abbiamo un anno di esperienza. Sostengo che sia doveroso rivedere un po' i parametri, perché abbiamo capito che noi ci riferiamo tanto all'R con T, però un R con T che è vecchio di 2-3 settimane quando cala il colore su un territorio. Il vero tema sono i tassi di ospedalizzazione, terapie intensive e area non critica, cioè lì vedi cosa sta accadendo. Ora la partita si gioca sulla campagna vaccinale. Oggi il Veneto riesce a fare 20.000 vaccini al giorno. Luca Zaia lancia un appello a Draghi perché grazie alla sua autorevolezza aiuti le regioni a rimpinguare le scorte, aumentando così la potenzialità vaccinale e in 3 mesi rendere il Veneto Covid free. Io spero che il Presidente Draghi, dall'alto della sua autorevolezza che è indiscussa, dello standing internazionale che gli viene riconosciuto non solo dagli italiani ma dal mondo intero, ci possa dare una mano per far rimpinguare le scorte di vaccini. Tutta la squadra veneta, medici di base compresi, fra l'altro ieri sera il Ministro Speranza ha confermato le firme e quindi la chiusura dell'accordo con i medici di base. E direi bene, perché fanno parte della squadra veneta. Ecco, noi se immaginassimo di avere vaccini a sufficienza e squadra veneta tonica pronta per partire, noi possiamo fare 50.000 vaccini al giorno.